appuntamento della rassegna 1963. Ringrazio l'ospite di questa sera, Filippo Pennacchio, per aver accettato il nostro invito. Vi ricordo che questa settimana la rassegna purtroppo si chiude, però con un doppio appuntamento. Oltre a stasera avremo l'incontro venerdì 1° dicembre, sempre qui in sala Chilesotti, con Chiara Portesine. E l'incontro si intitola Neoavanguardia, non solo gruppo 63, perché il taglio sarà molto più ampio, perché Chiara coinvolgerà anche la pittura, l'arte e la musica di quell'anno. Passo a presentare l'ospite di questa sera, appunto Filippo Pennacchio, che è ricercatore di letteratura italiana contemporanea all'Università IULM di Milano. È tra i fondatori del seminario permanente di narratologia e si occupa di letteratura narrativa fra 800 e 2000. Nel 2020, se non sbaglio, è uscita la tua ultima monografia, Eccessi d'autore, retoriche della voce nel romanzo italiano di oggi. Si è occupato in varie sedi di Italo Calvino e recentemente, per esempio, ha scritto il capitolo per questo volume Carocci che è uscito l'anno scorso o qualche mese fa. Appunto, il volume si intitola Letteratura italiana contemporanea, narrativa e poesia dal Novecento a oggi e ha curato proprio il capitolo, ha scritto il capitolo Calvino dalla svolta del 1963 al postmoderno. Oggi dunque torneremo a parlare di Calvino in una prospettiva diversa, direi tridimensionale. Vedremo cioè come, a partire da uno stesso anno spartiacque, 1963, Calvino abiti contemporaneamente, abiti insomma, sì, nella sua produzione, ma anche proprio a livello biografico, insomma, 3 dimensioni temporali: il presente, il passato e il futuro. Con questo ti lascio la parola e grazie ancora. Grazie a tutti, grazie Francesca, grazie anche a Stefano Pagliantini che non c'è, ma poi forse ci raggiungerà. Io sono molto felice di essere qui, grazie davvero per la presenza. Ciclo bellissimo e spero di inserirmici degnamente. E è difficile parlare dell'argomento Calvino e 1963, e come cercherò di spiegare ci sono tanti fattori in gioco. Io cercherò di tracciare un percorso, lo dico subito, è un argomento molto complesso. Io mi ritaglio un percorso e immagino che altri potrebbero ritagliarsene altri, per cui prendetelo per quello che è, un tentativo di lettura, un percorso. Avete già avuto peraltro Scarpa, Domenico Scarpa, che è molto più di me un esperto calviniano, per cui senza dubbio lui magari potrebbe sull'argomento fornire altre suggestioni. Io provo a mettere in campo un po' di idee e dicevo a Francesca benissimo se emergono spunti anche in corso d'opera per dialogare. Io ho qualche appunto slide per presentarvi qualche citazione dai 3 libri che ha ricordato Francesca, c'è qualche copertina, nulla di più, per cui parlerò sopra queste immagini e queste citazioni, ma se c'è qualche spunto che emerge benissimo per dialogare. E inizierei come punto di partenza da quella che credo nel tempo sia diventata un'antitesi critica che è molto radicata fra chi si è occupato di Calvino, ma non solo fra chi si è occupato di Calvino. Cioè si parla spesso di un primo Calvino contrapposto a un secondo Calvino. In modo molto grossolano si potrebbe dire che nel tempo i critici hanno elaborato l'idea che esista un Calvino giovane, mettiamola così, un Calvino realista, neorealista anche, un Calvino impegnato politicamente e letterariamente, che a un certo punto smette questi panni e diventa un autore disimpegnato, molto letterario, molto slegato dai temi che sono quelli della realtà contemporanea. Quindi si parla spesso di un primo e di un secondo Calvino. Nelle antologie scolastiche, per esempio, spesso si ricorre a questa distinzione, che è una distinzione molto grossolana. Chi conosce Calvino, chi lo ha letto e chi lo studia sa che le cose sono molto più sfumate, nel senso che sin dai suoi esordi Calvino contiene elementi molto letterari, iperletterari da un certo punto di vista, così come il secondo Calvino, il cosiddetto secondo Calvino, ha dei forti elementi impegnati e realistici, per cui va presa con le pinze questa distinzione, anche se, come spesso avviene con le distinzioni grossolane, un fondo di verità c'è. In che senso? Nel senso che Calvino effettivamente a un certo punto della sua carriera di scrittore, ma direi anche della sua vita di uomo,
a un momento in cui le cose cambiano. C'è uno scarto in Calvino che vari critici hanno proposto di collocare in punti diversi della sua vita e della sua produzione. Ricordo che Calvino nasce nel 23, muore nell'85, quindi un arco temporale limitato rispetto ad altri autori. A mio modo di vedere, questo scarto si colloca esattamente a metà della sua vita, quasi esattamente a metà, cioè nel 1963, che intitola questo ciclo di incontri. Dal mio punto di vista è tra il 63 e dintorni, 63 e 64, che avviene un qualcosa all'interno di Calvino che legittima un po' l'idea che ci sia un primo Calvino, un secondo Calvino, che ci sia, se non una frattura, quantomeno un movimento che cambia le carte in gioco. Ecco, per spiegare in che cosa consiste questo movimento, questa frattura, se la vogliamo chiamare così, vale la pena ricordare una cosa, che Calvino arriva al 63 con alle spalle un bagaglio letterario notevolissimo. Io qui sinteticamente ho elencato le opere principali che Calvino pubblica dagli esordi, 47 Il sentiero dei nidi di ragno, al 59 Il cavaliere inesistente. Questo è il Calvino 40-50. Chi conosce un po' Calvino sa che queste sono opere di straordinaria importanza, dal Sentiero dei nidi di ragno ai racconti e le fiabe italiane, che è un'opera che lui non scrive direttamente ma raccoglie con un importante però saggio introduttivo. Tutte opere che già intanto che venivano scritte erano riconosciute nella loro importanza, cioè Calvino negli anni 50 è già un autore affermato, letterariamente affermato, criticamente affermato. Quindi arriva agli anni 60, essendo un autore già ben solido, è un autore che peraltro ha importanti ruoli nell'editoria, è l'uomo in nao di Calvino già negli anni 50. Fra le altre cose che fa, a me piace sempre ricordare questa, cioè il Menabò. Il Menabò fu una rivista importantissima fondata da Elio Vittorini, a cui però Calvino contribuì moltissimo. Questo è solo uno dei numeri, una copertina. Era una rivista in cui venivano pubblicati sia inediti di autori contemporanei, sia saggi critici, non solo letterari, e ho pensato di inserirla perché in qualche modo ci restituisce un Calvino che non è solo il Calvino scrittore o il Calvino editore, è anche il Calvino critico e anche il Calvino uomo di cultura, che raduna attorno a sé una serie di intellettuali che portano avanti un discorso sul presente. Calvino arriva agli anni 60, i primi anni 60, in questo modo, come un autore affermato, letterariamente, editorialmente e criticamente. Siamo peraltro anche a metà della sua vita, quasi a 40 anni, nel 63 Calvino, una volta a 40 anni c'erano le, le crisi di mezza età, forse oggi si sono spostate un po' più avanti, però non è così assurdo pensare che sia simbolicamente un anno importante anche da un punto di vista biografico per Calvino. Ecco, che cosa succede dopo tutto ciò? Che cosa inizia a succedere a Calvino negli anni 60? Dal mio punto di vista iniziano in lui ad affermarsi e a sedimentarsi due idee che sono fra loro strettamente legate. La prima è l'idea che il mondo circostante, la realtà a lui contemporanea, stia diventando a tal punto complessa da non poter più essere descritta con le categorie politiche, filosofiche, letterarie che erano state utilizzate fino a pochi anni prima. Il mondo di fronte a Calvino, questa è la sua impressione, sta diventando sempre più pulviscolare e lui avverte la fatica nel trovare le parole per descriverlo. È un qualcosa questo che ricorre in tantissimi suoi scritti dell'epoca. Io ve ne propongo uno stralcio di uno, del 64, o meglio, quello che vedete è una raccolta del 1980, una raccolta di saggi, Una pietra sopra. Calvino per tutta la sua vita scrive molti saggi, molti interventi giornalistici, solo molto tardi però, solo nell'80 li raduna in un volume, questo, a cui fa precedere un saggio introduttivo, 2 saggi introduttivi in realtà. Quello che vi propongo era stato per lungo inedito, è apparso su Repubblica negli anni '80 e ripercorrendo il volume, i saggi che sono pubblicati al suo interno,
a proposito dell'antitesi operaia del 64, quindi siamo appunto nei dintorni del 63, scrive che è il suo ultimo tentativo di riassorbire tutte le obiezioni possibili in un disegno generale. Di lì in poi, siamo nel 64, quindi dintorni del 63, non posso più nascondermi la sproporzione tra la complessità del mondo e i miei mezzi di interpretazione, per cui abbandono ogni tono di sfida baldanzosa e non tento più sintesi che si pretendano definitive. Cioè, all'altezza del 64, Calvino appunto dice la complessità del mondo è sproporzionata rispetto alle mie possibilità di spiegarlo e ci rinuncio in qualche modo, rinuncio a spiegare la realtà circostante in modo onnicomprensivo. Prima idea. La seconda idea, che è consustanziale alla prima, è che, ed è più questa legata allo specifico letterario, è che in qualche modo non sia più possibile, la dico in modo molto grossolano, scrivere un testo, un romanzo, un racconto, che racconti in modo realistico e disincantato l'Italia del dopoguerra, per la stessa ragione di qui sopra. Il mondo è talmente complesso che pensare che gli strumenti tradizionali del narratore, gli strumenti del realismo riescano a descriverlo è un'illusione. Un tempo, Calvino scriverà, c'era l'illusione che ci fosse una realtà esterna data e allo scrittore non restasse che trovare i mezzi per descriverla. Ecco, con l'inizio degli anni 60 anche questa idea entra in crisi. È ben emblematizzata in un altro testo, anzi questo sì, più di quello di prima, testo molto noto, che è la prefazione al Sentiero dei nidi di ragno del 1964. Il Sentiero dei nidi di ragno è il romanzo d'esordio di Calvino del 47, è un romanzo che da molti è descritto come un capolavoro del neorealismo, a torto a ragione. Calvino lo ripubblica nel 64, quindi quasi 20 anni dopo, e aggiunge una prefazione scritta da lui, che è una prefazione, come spesso avviene in Calvino, molto polemica. Calvino aveva la straordinaria dote di scrivere delle bellissime introduzioni, prefazioni, quarte di copertina per i libri altrui, splendide. Quando doveva prefare i suoi, scrivere le introduzioni dei suoi libri, spesso era molto polemico con se stesso. E in questa prefazione del 64 è polemicissimo rispetto a quel suo libro di 17 anni prima. Per dirne una, è quel luogo testuale, anche questo citato sempre nei manuali scolastici, dove Calvino scrive: il primo libro sarebbe meglio non averlo mai scritto, per dire di come era anche molto lusinghiero nei suoi confronti. E ovviamente molto complesso anche interpretare questa frase, e assieme a questa frase ne scrive altre, fra cui l'idea che ho estratto, che leggo solo una piccola parte, che gli elementi extraletterari, per lui che scriveva nel 47, così come per altri suoi scrittori coevi, stavano lì, tanto massicci e indiscutibili che parevano un dato di natura, cioè c'era una realtà data, era lì, fuori da noi. Il problema ci sembrava fosse di poetica, come trasformare in opera letteraria quel mondo, che era per noi il mondo. Cioè Calvino dice: c'era una realtà stabile, e quello che a noi spettava, a noi scrittori spettava, a me come scrittore spettava, era capire come raccontarla. C'era una realtà, io dovevo capire come raccontarla. Ecco, Calvino 17 anni dopo dice: questa era un'illusione, oggi la leggo come un'illusione. È impossibile perimetrare la realtà che c'è fuori dalla pagina e di conseguenza trovare gli strumenti adatti per raccontarla. In realtà c'è un'altra ragione per cui Calvino scrive questo, e cioè che mentre sta scrivendo questa prefazione viene pubblicato un libro di cui avete già parlato, una questione privata, che per Calvino è il romanzo fondamentale della sua generazione, è il romanzo fondamentale della Resistenza. Senza mezzi termini dice, Fenoglio ha scritto il romanzo che tutti noi volevamo scrivere, quindi non vale neanche più la pena sforzarsi di fare quel tipo di tentativo, cioè di raccontare realisticamente la Resistenza e gli anni in cui è avvenuta, se qualcuno l'ha già fatto così bene prima di me. Ecco, queste due idee molto pessimistiche sono le idee con cui Calvino si proietta negli anni 60. E sono idee che hanno sì una natura critica, come
avete visto, le ho estratte da 2 testi critici, ma in realtà sono idee che si declinano anche nella produzione più propriamente narrativa di Calvino, cioè nei romanzi che Francesca prima ha raccontato, e in particolare in uno fra questi romanzi. Oggi parleremo appunto di La giornata d'uno scrutatore, Marco Valdo e la speculazione edilizia. La giornata d'uno scrutatore è il primo fra i 3 che esce nel 63, esce a febbraio, ed è un romanzo questo, romanzo esile, l'ho portato qui, un romanzo molto esile, non è neanche un centinaio di pagine, dove da un certo punto di vista le idee che Calvino elabora in sede critica hanno un pandan, un equivalente narrativo. È un romanzo questo che Calvino ha covato a lungo, dice di averlo covato 10 anni, di aver iniziato a pensarlo nel 53, e in effetti è ambientato nel 53. È un romanzo che racconta la storia di un personaggio chiamato Amerigo Ormea, che è un militante del Partito Comunista, come lo era stato Calvino, lo diremo meglio a breve, che viene coinvolto nel 53 come scrutatore durante una tornata elettorale. Il seggio che gli spetta come scrutatore è un seggio un po' particolare, perché è un seggio interno al Cottolengo a Torino, quindi l'istituto religioso dove sono ricoverati disabili fisici e mentali, e lui ha il compito di sorvegliare le operazioni di voto, cosa che lui fa accorgendosi subito dei moltissimi brogli che son commessi. Questo è un dato storico che Calvino finzionalizza, ma ha una radice reale. Si sa che spesso in contesti del genere non tutti i malati avevano le facoltà per votare, ma i loro voti erano comunque presi, erano accaparrati, le suore si facevano, vengono descritte bene in questo romanzo, portatrici dei voti di chi non aveva fisicamente anche la possibilità di votare. Assiste a tutto ciò, Amerigo Ormea, il protagonista, inizia a porsi una serie di domande. Si pone delle domande sul senso della sua militanza politica, sul senso del suo essere lì, in quel particolare seggio, si pone delle domande sul mondo che lo circonda in qualche modo. È un romanzo questo ambientato in una sola giornata. Nell'arco di questa giornata, nella giornata in cui Amerigo Ormeo scruta i voti al Cottolengo, la sua mente si affolla di domande e anche la pagina tendenzialmente si affolla di domande. Io adesso proietto una cosa che con Francesca ci siamo detti, non la leggeremo assolutamente, non l'ho pensata per essere letta, l'ho pensata per la sua anomalia da un certo punto di vista, perché immagino che chi di voi conosce Calvino, chi lo ha studiato, lo conosca come l'autore anche dello stile semplice. Non è esatto questo termine perché si dovrebbe riferire a qualcosa d'altro, ma Calvino è l'autore che viene spesso elogiato per la sua misura, per la sua compostezza, per il suo scrivere chiaro, ed è così in effetti. In questo romanzo, così come in qualche altro luogo testuale, capita che invece Calvino diventi torrenziale. Questa è un'unica frase che chiude il secondo capitolo di questo romanzo, ed è una frase che non stiamo assolutamente a leggere, non ne avrei le facoltà. È una frase in cui il protagonista, il narratore che racconta la storia, si mimetizza nel protagonista e riproduce tutti i suoi pensieri, i suoi dubbi, che intercettano, che circolano nella sua mente lì intanto che sta effettuando le operazioni di scrutinio. E è un flusso, non è un vero e proprio flusso di coscienza, ma possiamo intenderlo un po' così, in cui si affastellano dati relativi alla politica, alla realtà circostante, all'idea di un mondo che sta diventando sempre più malato. In qualche modo, con questo genere di periodo lunghissimo, Calvino sta raccontando quelli che sono i dubbi e le perplessità che al personaggio si affacciano in un ben preciso contesto storico e culturale. Diciamo che nello spazio di una giornata e nello spazio di questi pensieri, il protagonista, un po' come il Calvino autore reale, da un certo punto di vista, avverte il venir meno di appigli per spiegare il mondo in cui è inserito. Non riesce più a raccapezzarsi nella realtà politica, storica e culturale in cui è immerso, e forse la cosa si capisce meglio con una breve citazione stavolta, che riprende un po' lo stile più classico di Calvino. Amerigo tornava a guardarsi intorno, Amerigo è lì al seggio,
come cercando la presenza tangibile di una forza contraria, di un'antitesi, ma non trovava più appigli, non riusciva più a contrapporre le cose della sezione all'ambiente che le conteneva. Nel quarto d'ora da quando lui era lì, cose e luoghi erano divenuti omogenei, accomunati in un unico anonimo grigiore amministrativo, uguale per le prefetture e le questure come per le grandi opere pie. La cosa è interessante perché siamo in quello che dovrebbe essere un momento di partecipazione attiva, un momento che per un militante del Partito Comunista dovrebbe essere il luogo dove si coagula il senso, e che però a lui appare del tutto svuotato di questo senso, tanto più che Amerigo Ormea, il protagonista, intanto che ragiona sul suo spaesamento lì in quelle precise circostanze, paragona il suo sentirsi spaesato a quanto anche solo pochi anni prima era avvenuto. Subito dopo questo pensiero se ne inserisce un altro in cui si ricorda di pochi anni prima, quando dopo la liberazione per un paio d'anni gli pareva che il ricordo più vivo fosse la partecipazione di tutti alle cose e agli atti della politica, ai problemi di quel momento gravi ed elementari. Ricordava le sedi improvvisate dei partiti, pieni di fumo, di rumore di ciclostili, di persone incappottate che facevano a gara nello slancio volontario. Cioè, il protagonista di questo romanzo ricorda che solo 10 anni prima c'era un fermento vivo nel mondo intorno a sé, nella militanza anche politica, 10 anni dopo, nemmeno 10 anni dopo, trova svuotato di senso il suo stesso essere lì. Ecco, è sempre forse forzato equiparare ciò che uno scrittore scrive nei suoi romanzi a ciò che poi ha effettivamente vissuto, però bisogna ricordare che Calvino ha attraversato politicamente momenti molto controversi, difficili. Calvino aveva fatto la Resistenza, era iscritto lui stesso al Partito Comunista Italiano, collaborava, lo vedremo meglio poi, all'Unità. Era un militante vero e proprio, era un militante che però, bisogna ricordare anche questo, nel 57, dopo i fatti di Ungheria e di Polonia, riconsegna la tessera e dice: io di politica attiva non mi occuperò più. Per cui qui dentro è probabile che ci sia un qualcosa del Calvino che ha patito una ferita profonda da un punto di vista anche della sua esperienza e del suo radicamento politico. Ecco, il personaggio che Calvino crea in qualche modo esibisce questa lacerazione interna, e molti l'hanno interpretato in effetti come il romanzo con cui Calvino esprime il proprio disagio, il disagio di cui dicevamo prima, cioè il disagio di fronte a un mondo che diventa difficile da interpretare da un punto di vista anche politico. E in qualche modo la crisi del suo protagonista, di Ormeo, è vista come la crisi dell'autore che all'altezza dei primi anni 60 si trova appunto di fronte a una realtà che non sa più esattamente come raccontare. Quindi c'è una simmetria evidente, a mio modo di vedere, fra questo romanzo, fra La giornata di uno scrutatore e quello che abbiamo visto prima, quello che Calvino scrive al di fuori di questo romanzo. Fin qui direi tutto coerente, tutto liscio, se non fosse che, come sempre in Calvino, le letture più facili e dirette sono sempre poi quelle anche più forse rischiose, nel senso che, nello specifico del nostro anno, del 1963, Calvino non pubblica solo questo romanzo, La giornata di uno scrutatore, ne pubblica altri 2, La speculazione edilizia e Marcovaldo. Su entrambi forse Domenico Scarpa ha già detto qualcosa, per cui spero di non ripetermi. Preciso da subito una cosa: vengono pubblicati nel 63 questi 2 libri, ma in altre forme erano già usciti precedentemente. Negli anni precedenti, adesso spiegherò in che senso, Calvino aveva già pubblicato queste 2 opere. Lo dico perché Calvino, un altro dei luoghi comuni, che anche in questo caso è un fondamento vero, è di Calvino come uno scrittore che si reinventa sempre. Lui stesso lo diceva: mi piace reinventarmi e fare sempre un passo in avanti. Verissimo, se uno guarda e passa in rassegna, come ho fatto prima,
la bibliografia calviniana nota che da un libro all'altro lui cambia sempre, sperimenta sempre, fa qualcosa sempre di nuovo. Però Calvino fa sempre anche dei passi indietro, cioè nel senso che guarda sempre a ciò che ha già pubblicato e lo ripubblica in modi sempre diversi. Se voi riprendete la bibliografia calviniana completa anche delle opere che lui ripubblica, le si ritrova in vesti che non sono mai quelle iniziali. Era un autore che guardava con un occhio al futuro, ma con un occhio anche al passato, e pensava al passato come un qualcosa che però andasse continuamente aggiornato. Raramente metteva una pietra sopra, per usare le sue parole, a ciò che aveva fatto. Ed è il caso di questi due libri, come cercherò di spiegare. Inizio da Marcovaldo, che probabilmente è anche quello più noto fra i due. Io non so quanti di voi lo abbiano letto, lo conoscano. Marcovaldo è probabilmente, immagino, uno dei titoli, se non il titolo forse più conosciuto, almeno per una certa classe di lettori. Nel tempo è diventato un classico della scuola, per esempio. Ancora oggi è fatto leggere moltissimo a scuola, o il libro in sé o dei suoi racconti che sono antologizzati. È stato anche un best seller da un certo punto di vista, un long seller forse meglio, ha venduto più di 1 milione di copie nel giro di una decina d'anni e continua a venderne molte. È uno dei romanzi più noti di Calvino, una raccolta di 20 racconti, sono racconti quelli di Marcovaldo, esce nel 63 nel formato che vedete, con delle illustrazioni di Sergio Tofano, cosa di cui Calvino andò sempre molto fiero, un libro illustrato. Sergio Tofano era l'illustratore del signor Buonaventura, non so se qualcuno se lo ricorda. Calvino era orgogliosissimo di averlo avuto come illustratore con 23 tavole del suo Marcovaldo, che però non nasce come libro pensato per le scuole e illustrato a uso e consumo di un pubblico infantile. Forse non c'è bisogno di passare in rassegna tutte queste date, forse sono stato troppo pedante, però su almeno due cose poi insisterò. Dico solo in estrema sintesi. Il libro esce nel 63, ma inizia virtualmente nel 52, perché le prime storie di Marcovaldo sono pubblicate sull'Unità. Il fatto che siano pubblicate sull'Unità ha una sua importanza, e l'Unità era il giornale del Partito Comunista. I contenuti dell'Unità erano, da un certo punto di vista, orientavano molto la lettura anche di testi narrativi come le storie di Marcovaldo, e dirò qualcosa di meglio fra poco. Negli anni fra il 53 e il 63 scrive altre storie, Calvino, decide di antologizzarle 10 anni dopo, appunto nel 63, 20 libri, 20 racconti, scusate, la collana è Libri per ragazzi, per cui un contenitore esplicitamente pensato per un pubblico infantile, con delle illustrazioni. Dopo il 63 lui ripubblicherà moltissime volte Marcovaldo. Nel 66, per esempio, per una collana per le scuole medie, lo ripubblica con un'introduzione sua interessantissima, molto interessante. Solo nel 69 il libro esce nei Coralli, che è la collana bianca dell'Einaudi, celeberrima, collana per adulti, tra virgolette. Per cui è un libro questo che nasce come libro per un pubblico infantile, diciamo così, per un pubblico giovane, per ragazzi. Nel 69, solo nel 69, diventa un libro per adulti, e c'è una ragione anche in tutte queste oscillazioni. Ecco, dicevo, Calvino si proietta nel futuro, ma si proietta anche nel passato, cioè nel 63 riprende dei racconti che aveva iniziato a scrivere più di 10 anni prima, e che peraltro aveva in parte antologizzato, terzo step, nei Racconti, che è un libro fondamentale di Calvino del 58, un libro straordinario in cui è raccolta tutta la gran parte della produzione breve di Calvino. È un'autoantologia. E pensate, nel 58 Calvino ha 35 anni, a 35 anni si autoantologizza, fa un po' impressione a dirlo, così giovane è già in grado di fare un'antologia di se stesso con il meglio di ciò che ha fatto, e permettendosi anche di scartare tante cose, cosa molto interessante. Era uno step intermedio dove compaiono i racconti di Marcovaldo, però la vera raccolta è quella che appunto teniamo in mano solo a partire dal 1963. Ora, soprassedendo poi a tutte queste questioni sulle quali magari, se avrete voglia, poi
possiamo tornare. A noi interessa il fatto che Marco Valdo si presenta appunto come un libro per ragazzi, un libro per un pubblico non adulto, diciamo così. E diciamo che questa cosa si può spiegare in maniera tutto sommato semplice se si riassume il contenuto del libro. Marco Valdo è una raccolta di racconti che hanno per protagonista un personaggio omonimo, Marco Valdo, che è un manovale non qualificato, lo descrive Calvino, che vive in una città che identifichiamo come Torino, anche se non è mai nominata, e che di fatto, assieme alla sua famiglia, composta da una moglie e da un numero variabile di figli, in alcuni racconti sembra che ne abbia 4, in altri 6, in altri anche di più, cerca in qualche modo di arrabattarsi per portare a casa qualcosa da mangiare, per trovare della legna da ardere, per dare la caccia dei piccioni da cucinare. Sono tutte microavventure che si condensano peraltro in un numero molto limitato di pagine. I primi racconti sono 3-4 pagine, racconti molto semplici in cui sono raccontate storie semplici, storie che sono raccontate quasi come se fossero un misto tra i fumetti e le comiche, da un certo punto di vista. Questo è un appiglio che ha dato lo stesso Calvino. Lui, a un certo punto, proprio nel 66, quando scrive un'introduzione nuova a Marco Valdo, dice: beh, io quando li scrivevo pensavo soprattutto ai fumetti per la loro giocosità e pensavo anche a Charlie Chaplin, alle gag di Charlie Chaplin. Come sapete, Charlie Chaplin è noto, fra le altre cose, per il suo cinema pieno di gag divertenti e che in qualche modo intrattengono il pubblico. E il libro in effetti è un po' costruito in questo modo. Io qua vi ho portato solo uno stralcio da uno dei racconti, La città smarrita nella neve. La città smarrita nella neve racconta di Marco Valdo che al mattino esce di casa, si reca nell'azienda in cui lavora e gli viene affidata una pala per togliere la neve che di notte è caduta e ha imbiancato le strade. Intanto che svolge queste sue operazioni ci sono dei ragazzini che stanno giocando con della neve a buttarla giù dai tetti. Calvino si trova in strada a lavorare, ha di fianco a sé un pupazzo di neve che è stato costruito da ragazzini che stanno giocando, e dal tetto cala sopra di lui una caterva di neve che lo fa a sua volta somigliare al pupazzo di neve che ha di fianco. Una vera e propria gag, una specie di cartone, quasi un fumetto, cioè noi ce lo immaginiamo proprio come lì, bello sereno sul marciapiede, con la neve che gli casca in testa. Il libro è pieno di gag di questo tipo, di momenti anche divertenti di questo tipo, che legittimano l'idea che quello che abbiamo in mano sia effettivamente un libro pensato per un pubblico di giovani lettori. E tenete conto che colui che scrive queste parole è colui che abbiamo letto poco fa scrivere le avventure di un militante politico in crisi. Cioè nello stesso anno in cui Calvino racconta di una crisi intellettuale e politica di un militante, scrive delle storie che all'apparenza vanno da tutt'altra parte. Ecco, dico all'apparenza perché in realtà Marco Valdo è uno di quei libri che ha livelli diversi di lettura. A un primo livello è senza dubbio un libro che può essere letto da un pubblico giovane, da un pubblico anche scolastico. A un altro livello, un livello un pochino più profondo, può essere letto in modo un po' diverso, intanto per via dei suoi contenuti, nel senso che, forse l'avete intuito, al di là di questo passaggio, per quello che dicevo prima, le storie di Marco Valdo non sono quasi mai delle storie spensierate, leggere, rincuoranti. Intanto perché Marco Valdo non se la passa affatto bene, è un operaio che fatica a portare a casa i soldi per procurarsi il cibo, la famiglia è sempre in bolletta, dormono in un bilocale striminzito al freddo, con a costante rischio sfratto. Sul posto di lavoro Marco Valdo è trattato come un poveretto, quindi diciamo che la figura di Marco Valdo non è esattamente una figura di cui ridere, di cui è facile ridere se si riflette la sua condizione sociale. E in questo senso dicevo che è utile tener presente che i primi racconti escono sull'unità. I primi racconti escono in un contesto dove si racconta una realtà contemporanea
che forse faceva apparire come piuttosto realistici i racconti di Marco Valdo. Probabilmente chi li leggeva nel 52 sulle pagine dell'Unità coglieva di Marco Valdo sfumature non così divertenti come ragazzini che lo leggevano 10 anni dopo, e questa è una cosa senza dubbio interessante. Tanto più che Calvino negli anni 70, in un altro intervento in cui tornerà su Marco Valdo, dirà che sì, lui aveva pensato al libro come un libro che potesse avere anche un valore educativo, scrive, ma dice anche un'educazione al pessimismo. Cioè, chi legge Marco Valdo viene educato a una visione pessimistica della vita da un certo punto di vista. Però attenzione, non sono solo i contenuti a essere dei contenuti che forse non sono soltanto per un pubblico di giovani. Io qua ho estratto un altro brano da un'ulteriore storia di Marco Valdo, Un viaggio con le mucche. L'ho estratto perché più che il vero e proprio contenuto mi interessa in qualche modo anche la forma. Questo è l'incipit, l'attacco di questo racconto. Marco Valdo si sveglia la notte, dorme nella stessa stanza di moglie e bambini, perché vivono in un bilocale, quello che oggi chiamiamo bilocale. Stava a occhi chiusi ad ascoltare quanto di quel pulviscolo di esili suoni filtrava giù dal selciato del marciapiede. In stanza, dorme sdraiato, gli occhi aperti, e sente quello che succede fuori, sente appunto i tacchi di una donna che cammina, sente il raccoglitore di mozziconi che pesta il pavimento, il fischiettio di chi sente solo, e aggiunge: ma nella notte calda, Calvino, il narratore aggiunge, ma nella notte calda quei rumori perdevano ogni spicco, si sfacevano come attutiti dall'afa che ingombrava il vuoto delle vie, eppure sembravano volersi imporre e sancire il proprio dominio su quel regno disabitato. In ogni presenza umana Marco Valdo riconosceva tristemente un fratello, come lui inchiodato anche in tempo di ferie a quel forno di cemento cotto e polveroso dai debiti, dal peso della famiglia, dal salario scarso. Ecco, appunto, è una descrizione non esattamente di un personaggio di una famiglia che vivono in un contesto idillico. Probabilmente, appunto, un lettore giovane di fronte a passaggi del genere è probabile che un po' spaesato si trovi. Probabilmente non è solo per lui che Calvino ha pensato di scrivere questo libro. Ultimo esempio, poi taglio corto su Marco Valdo, però mi è piaciuto ho pensato di metterlo perché siamo in tema di Natale, allora ho pensato di darvi il Calvino che racconta il Natale. I figli di Babbo Natale, un'altra storia di Marco Valdo. Marco Valdo è incaricato di pensare ai regali che la ditta in cui lavora, la SBAV, deve diffondere sia tra i clienti sia tra colleghi. Lui si ritrova immerso nell'atmosfera natalizia, che è un'atmosfera in cui lui riconosce in qualche modo, o meglio, non lui, chi racconta Marco Valdo riconosce come un'atmosfera in cui la bontà è la bontà dei beni materiali che si mescola al bene che ognuno vuole agli altri. Quindi il bene del Natale è un bene che passa anche dalla materialità dei regali, e questo, scrive Calvino, questo soprattutto, come ci ricorda il suono Firulì delle zampogne, è ciò che conta. In magazzino il bene materiale e spirituale passava per le mani di Marco Valdo in quanto merce da caricare e scaricare. E non solo caricando e scaricando egli prendeva parte alla festa generale, ma anche pensando che in fondo a quel labirinto di centinaia di migliaia di pacchi lo attendeva un pacco solo suo, preparatogli dall'ufficio relazioni umane, e ancora di più facendo il conto di quanto gli spettava a fine mese per la 13ª e le ore straordinarie. Con quei soldi avrebbe potuto correre anche lui per i negozi a comprare, comprare, comprare per regalare, 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 come imponevano i più sinceri sentimenti suoi e gli interessi generali dell'industria e del commercio. Ecco, questo è il messaggio che Calvino veicola ai ragazzini del 63 con Marco Valdo del Natale. Non so se le insegnanti che facevano leggere nel 63 ai loro studenti e studentesse Marco Valdo erano così contente che questo messaggio arrivasse loro, ma è significativo di come Calvino spesso lavori ai suoi libri pensandoli, dicevo prima, anche in questo caso grossolanamente, a più strati. Marco Valdo è un libro, sì, per ragazzini e ragazzine, ma è anche un libro che nasconde temi
e modi di raccontare che sono più consoni a un pubblico adulto, perché questo brano e quello precedente probabilmente riescono a essere intesi meglio da chi ha un po' di familiarità con modi di raccontare più appunto adulti, più realistici. Peraltro è interessante che di Marco Valdo ci fu anche una riduzione televisiva nel 1970, mi sono segnato anche chi era il regista, Giuseppe Bennati realizzò una riduzione televisiva di Marco Valdo, Nanni Loi lo interpretava, Marco Valdo, ed è interessante perché è una serie che sottolinea fortemente gli elementi urbani, realistici, proletari che stanno dietro questa storia. Io ne ho isolato un pezzo, non so se c'è il tempo per vederlo o meno, è proprio un minuto, è l'attacco, è la prima puntata della serie Marco Valdo e ho pensato di isolarla perché restituisce bene un certo nucleo forte di Marco Valdo. Vediamo se si sente. Senta, per cortesia, che cosa sta facendo? Facciamo le diaframme che per fondazione, per il ponte dell'autostrada che viene su. Ho capito. Senta, da quanto tempo lei è qui a Torino? Qui c'è l'impresa che c'è la sede a Torino. Sì, ma lei da quanto tempo è qui? Sono da 6 mesi. Da dove viene? Dalle Puglie, dalla Sardegna, da Bari. Da Bari. Lei invece da dove viene? Da Barletta. Da Montanaro. Dove si trova? Si trova a 28 km da qui. E siete contenti del lavoro che fate? Sì. Si avvicini lei per cortesia. Si avvicini. Quanto lavorate al giorno? 8 ore. Sempre all'aperto? Sempre aperto. Questo vi piace nel senso che non siete chiusi in una fabbrica o preferireste, che so, essere in campagna? No, preferisco fuori così. Vabbè, per l'aria si preferisce in campagna che ci sarebbe aria buona. Ma qui si ha un avvenire più sicuro. Guadagna 60.000 lire al mese. La famiglia? E purtroppo? Moglie e figli. Eh. La domenica che cosa fa? E cosa faccio? Me la passo via così. E i bambini dove giocano? A casa giocano. Dove devono giocare? Non li porta fuori a prendere un po' d'aria pura? Fuori? Come faccio a portarli fuori? Se non ci sono soldi da spendere, io spendo quelle 100 lire per andarmi a bere mezza bottiglia. Durante tutta la settimana di lavoro, cosa devo fare? E che cosa fa il paese quando va in ferie? E cosa volete che io faccia al paese? Si va in campagna, si mangia qualche cosa naturale, si respira un po' d'aria pura, e più che altro questo non si può fare. Durante l'estate ho la barca, faccio la pesca subacquea, faccio della vela, eccetera. E d'inverno vado nella mia villa, sto tranquillo lì, solo con l'odore e il rumore del mare. Nella sua villa coltiva qualcosa? No, assolutamente niente. Lei alleva degli animali? È un pochettino, dei gallini, dei conigli, che qui mangiare quella porcheria che danno da vendere, che è tutto mangime, tutto una cosa veramente che fa male. Allora anche lei vuole cautelarsi? Sì, voglio mangiare tutta roba propria. C'ho un cosa? orticello fatto, Sì. va bene che metto degli insalata, metto il pomodoro in estate, comunque cose di casa. Vabbè, questo e poi inizia Marco Valdo, eccetera, eccetera. Mi piaceva mostrarvi appunto questo frammento perché in qualche modo chi ha creato questa serie ha ripreso un po' l'idea che Marco Valdo fosse anche qualcos'altro dalla storia delle avventure di un personaggio molto semplice, anzi fin troppo semplice nella Torino dell'epoca. C'era un sostrato più politicamente anche denso che in qualche modo viene catturato in questa introduzione. Con cose ripetibili della serie Lea Famiglia, purtroppo sì. Ecco, ripeto, è interessante pensare che intanto che Calvino scriveva, pubblicava La giornata di uno scrutatore, si dedichi a un testo che comunque, come avete visto, ha sì dei punti di contatto, ma è anche molto diverso. Un testo che è molto distante, anzi, Marco Valdo è molto distante dalla giornata di uno scrutatore, come lo è in ultima analisi il terzo e ultimo testo sul quale ci soffermiamo oggi, La speculazione edilizia, che esce anch'esso nel 1963 e anche in questo caso non è un romanzo del tutto inedito, la storia in questo caso è più breve, esce nel 57 per la prima volta in una rivista, Botteghe Oscure, una rivista molto importante, nel 58 anche questo entra nei racconti, nell'antologia di cui parlavo prima ed è accorpato assieme ad altri due celeberrimi
bellissimi racconti di Calvino, La formica argentina e la nuvola di smog, in una sezione intitolata La vita difficile, non per caso. Nel 63 assume autonomia di romanzo, nel 63 nelle librerie esce come volume a sé, prima era disponibile o su Botteghe Oscure o in un'antologia di racconti, antologia dove peraltro era stato tagliato, era stato condensato, nel 63 invece esce come volume. E da un certo punto di vista è il romanzo oggi più attuale di Calvino. Chi studia Calvino oggi studia spessissimo questo romanzo e lo studia per una ragione ben semplice, cioè che questo è un romanzo che racconta, ha il titolo un po' in testa, però è bene dirlo, racconta fondamentalmente della devastazione del paesaggio italiano a seguito di una serie di manovre di speculazione edilizia. Oggi si ragiona molto di ecologia e temi affini, e di Calvino si ripesca spesso questo romanzo perché lo si ritiene un po' un precursore di tanti ragionamenti che si fanno oggi. È un romanzo che è ambientato a Sanremo, che è la città di Calvino, una delle città di Calvino, Sanremo che non viene mai direttamente nominata. La città dove ha luogo questo romanzo è indicata con 3 asterischi, ma è facile riconoscerci Sanremo, comunque una città della Riviera Ligure, questo si viene detto. In questo caso c'è un personaggio, Quinto Anfossi, che un po' come la Marie Gourmet della giornata d'uno scrutatore è un quarantenne di vocazione intellettuale, sta a Milano, ma decide di tornare a Sanremo per compiere fondamentalmente una speculazione edilizia, perché ritiene che per una serie di ragioni anche legali, la sua famiglia, la casa della sua famiglia, se lasciata andare così com'è, rischi poi di generare nel tempo debiti, e torna per decidere di trasformare una parte di questa casa, il giardino di questa casa, in terreno edificabile. Lui proviene da tutt'altro background, diciamo così, anche lui come la Marie Gourmet della giornata di uno scrutatore è un militante politico, ha preso parte anche lui alla resistenza, e però capisce che è arrivato un certo momento in cui è bene conformarsi a una serie di idee nell'aria, fra le quali c'è l'idea che appunto sia necessario in qualche modo compromettersi e iniziare a speculare. Il tema del romanzo è dettato da subito, dall'incipit del romanzo. L'incipit mostra Quinto Anfossi, il protagonista, in treno, sta tornando verso Sanremo, verso la città che noi identifichiamo come Sanremo, sta leggendo un libro, alza gli occhi dal libro e si rende conto che ogni volta che alza gli occhi dal libro c'era qualcosa che gli interrompeva il piacere di questo esercizio e lo faceva tornare alle righe, un fastidio che non sapeva bene neanche lui, erano le case. Tutti questi nuovi fabbricati che tiravano su casamenti cittadini di 6-8 piani a biancheggiare massicci come barriere di rincalzo al franante digradare della costa, affacciando più finestre e balconi che potevano verso mare. La febbre del cemento si era impadronita della riviera. Cioè lui torna e nota come il paesaggio che da giovane conosceva come un paesaggio di natura, nel giro di pochi anni si stia trasformando in qualcos'altro, in un paesaggio dominato dal cemento. Là vedevi il palazzo già abitato, con le casette dei gerani tutti uguali ai balconi, qua il caseggiato appena finito, coi vetri segnati da serpenti di gesso, eccetera, eccetera, eccetera. E il brano prosegue con Quinto Anfossi che nota ciò che gli si para sotto gli occhi. È significativo questo incipit perché dà il tono dell'intero romanzo. La speculazione edilizia è un romanzo fortemente realistico nel descrivere una realtà anche paesaggistica italiana che in quegli anni stava mutando molto rapidamente sotto gli occhi di tutti. Si può dire da un certo punto di vista che Calvino si focalizzi su la Riviera Ligure, ma che un paesaggio come quello della Riviera Ligure, all'altezza di quegli anni, fra anni 50 e 60, iniziasse a diffondersi a macchia d'olio. La speculazione edilizia è un titolo in qualche modo che allegorizza una situazione che gran parte dell'Italia, soprattutto dell'Italia settentrionale, si trova a vivere
a cavallo fra anni 50 e anni 60. E fondamentalmente il romanzo fa soprattutto questo, cioè racconta una situazione che si è verificata nell'Italia del dopoguerra e lo fa inserendosi in un clima anche culturale, specificamente filmico-letterario, mi viene da dire, in cui in tanti raccontano gli stessi mutamenti. Se si prendono altri romanzi del 63, ma non solo del 63, si nota come questo sia un tema su cui molti insistono. Dicevo filmico-letterario perché anche in tanti registi affrontano l'argomento. Io non so se qualcuno di voi ha mai visto Le mani sulla città del 63 di Elio Petri. Qui la speculazione edilizia è su un'altra città, è su Napoli, però il tema è esattamente lo stesso. Il libro e il romanzo hanno delle simmetrie inquietanti da un certo punto di vista, perché davvero raccontano un paese che sta cambiando e che sta cambiando, Calvino ci dice, in negativo. Calvino condanna la speculazione edilizia che sta avvenendo tramite il suo personaggio, per via di quello che dicevo poco fa, però condanna anche di fatto coloro che lasciano fare in qualche modo, lasciano che questa speculazione possa compiersi. La speculazione edilizia è un romanzo su un tema ben preciso, ma è un romanzo anche che racconta la crisi di valori del suo protagonista, di Quinton Fossi, militante di sinistra, uomo politicamente impegnato, che però decide di passare, diremmo così, dall'altra parte. Si può dire che Quinton Fossi sia un vero e proprio comunista in crisi. Anche lui, questo romanzo era stato concepito nel 57, che ripeto è l'anno in cui Calvino dà le dimissioni dal Partito Comunista, e anche in questo caso è difficile non pensare che ci siano legami tra la vicenda biografica di Calvino e quella del suo protagonista. Cosa ancora più inquietante, questo romanzo, sì come protagonista Quinton Fossi, ma anche come coprotagonista, diciamo così, un certo Caisotti, che è lo speculatore edile che a Sanremo ha un sacco di affari e con il quale lo stesso protagonista del romanzo, Quinton Fossi, si mette in affari. La cosa che rileggendolo, lo rileggevo pochi giorni fa, questo romanzo fa davvero impressione, è che è la storia di un personaggio che trova addirittura simpatia per qualcuno che fino a pochi anni prima avrebbe dovuto in qualche modo detestare per i valori di cui si faceva portavoce. In più punti del romanzo, questa è una bellissima descrizione di questo Caisotti, di questo speculatore, una bellissima descrizione in cui il suo volto viene mostrato come un volto che è informe, che in qualche modo non riesce a conservare i lineamenti e le espressioni. È un volto che è portato a sfarsi, scrive Calvino, ed è difficile anche in questo caso non leggere in questo volto che si disfa, in questo volto amorfo, il disfarsi, l'amalgamarsi di valori di quegli anni. Ecco, con questo personaggio che viene descritto in modo così totalmente negativo, Quinton Fossi, il protagonista, finisce per identificarsi. Più il romanzo va avanti, più lui prova non repulsione ma simpatia, in ultima analisi, verso questo personaggio. Quinto procedeva nelle trattative, sempre più gli era chiaro questo fatto, che a lui quel Caisotti lì gli piaceva. Più ne sentiva dir male, più gli piaceva. Il bello degli affari era proprio questo cacciarsi avanti tra gente d'ogni risma, trattare con imbroglioni sapendo che sono imbroglioni e non lasciandosi imbrogliare, magari cercando di imbrogliarli. E poi paragonò Caisotti, guardingo, reticente, infido, a Masera, fiducioso. Masera è un falegname del paese che lui ritrova molti anni dopo, quando appunto torna per fare la sua speculazione. Falegname, militante, con lui negli anni della gioventù, militante comunista, ancora fondamentalmente convinto degli ideali di gioventù, e lui lo paragona, Quinton Fossi lo paragona a Caisotti, allo speculatore, e dice Caisotti, guardingo reticente infido, Masera fiducioso e espansivo, pronto sempre a trovare conferma al suo ideale. Certo, era Caisotti a vivere la realtà dei tempi e anche in certo modo a patirla, ad accettarne il peso, là dove Masera, il vecchio comunista, le sfuggiva, pretendeva di serbarsi franco, leale, puro di cuore in un mondo che era tutto il contrario. Le cose poi si complicano enormemente quando il protagonista viene a sapere, scopre di un qualcosa che in realtà Caisotti si era sempre ricordato, cioè che avevano fatto la resistenza assieme.
Caisotti, lo speculatore, pochi anni prima aveva fatto la resistenza a Siena Quinto, avevano combattuto assieme. E neanche 10 anni dopo Caisotti si ritrova a speculare sulla pelle dei suoi concittadini e delle altre persone della Riviera. Ecco, questo è un romanzo che racconta un cambiamento geofisico, in qualche modo la realtà italiana degli anni, ma racconta anche un cambiamento morale in qualche modo, racconta anche un qualcosa che è avvenuto in un certo momento della storia italiana, che ha portato appunto a guardare con simpatia certi personaggi emblematizzati da questo Caisotti. Ecco, da un certo punto di vista la crisi di Calvino inizia anche proprio da qui. La crisi di Calvino, a cui alludevo all'inizio, inizia anche dal riconoscimento di come ci siano dei valori che crollano e altri ne emergono, ed è difficile descriverli ed è difficile raccontare ciò che è avvenuto. La cosa che per me è interessante è che questo è un testo che esce nel 63 ed è un'altra faccia ancora del Calvino 63. Questo è un testo schiettamente realistico, è anche un testo impegnato da un certo punto di vista, ed è un testo realistico e impegnato in un anno, in un momento in cui, dicevo all'inizio, Calvino sembra abbandonare l'idea che ci possa essere un impegno vero e proprio nella scrittura e che si possa procedere in modo realistico. In qualche modo è come se nel 63 Calvino volesse riaprire i conti con quanto aveva detto basta, è concluso. Ecco, più in generale, arrivo un po' verso la conclusione. Quello che mi sembra interessante è che nel 63, in qualche modo, se un lettore o una lettrice fosse andato in libreria, avrebbe trovato sullo scaffale 3 libri di Calvino, uno più diverso dell'altro. Da un lato c'è un libro, La giornata di uno scrutatore, molto rassegnato, molto riflessivo, anche autoriflessivo, che qualcuno addirittura classifica più come una specie di saggio filosofico. Anche Calvino diede una lettura a cui i critici poi si sono molto attaccati, di libro che non è un vero romanzo, ma è un misto fra il pamphlet, la riflessione filosofica, il saggio. Però scrive anche Marco Valdo, che è un testo, ripeto, rivolto anzitutto a un pubblico giovane, nonostante, e lo abbiamo visto, ci siano dei messaggi più profondi, e poi scrive anche un romanzo impegnato, molto realistico. Diciamo che calvinianamente ritratto un po' il titolo che avevo pensato, più che 3 strade parallele, Calvino nel 63 è come se desse 3 immagini di sé parallele, 3 immagini di autore diverse condensate nello stesso anno, e questo secondo me è significativo per capire anche come Calvino lavorava, come si muoveva, cioè i tavoli su cui lavorava erano sempre più di uno e le carte erano molto mescolate, tanto più, e poi sono quasi arrivato alla fine, ma dimmi tu Francesca se dobbiamo accorciare, qualche minuto per chiudere con 2 cose, tanto più, e questo so che Scarpa l'ha detto perché l'ho visto, ricordiamoci anche che nel 63 Calvino inizia a scrivere questo libro, Le Cosmicomiche, che è ancora un altro paio di maniche. Cosmicomiche è un libro totalmente di invenzione, è un libro dove si raccontano di eventi avvenuti anche milioni di anni fa, di personaggi che non hanno una consistenza fisica concreta o quasi. Ecco, Calvino inizia a scrivere questa raccolta che esce nel 65, nel 63 i primi appunti per i primi racconti li prende proprio nel 63, quindi immaginiamocelo, non solo che scrive un testo realistico, un testo per l'infanzia, un testo riflessivo, intanto che fa questo prende anche gli appunti per delle storie totalmente fantastiche, totalmente di invenzione. E su questa scia poi proseguirà. Questa è la penultima slide, che è speculare alla prima. Nella prima ho mostrato il Calvino anni 40 e 50, questo è il Calvino 60-80. Diciamo che dopo i 3 romanzi di cui vi ho parlato, Calvino incarna più letteralmente l'idea di autore sperimentale, cioè si dedica a una scrittura che taglia davvero i ponti, sembra tagliare i ponti per molti versi con ciò che aveva scritto prima. Questi sono i romanzi considerati appunto sperimentali di Calvino, che sembrano appunto portarlo lontano da dove era negli anni 40 e 50, ma poi anche dal 63. In questo senso si può fare anche un appunto, si dice spesso che
Questi sono romanzi appunto del Calvino sperimentale, questo è il Calvino che sperimenta con la forma. Io credo che abbia senso utilizzare questo aggettivo, anche se in un senso molto diverso da quello che probabilmente verrà fuori venerdì, dove si parlerà di romanzo e di poesia, di narrativa sperimentale, che è il senso più comune, più anche scolastico di sperimentalismo, cioè sperimentalismo come una narrativa, una poesia che vuole rompere con la tradizione, che vuole destabilizzare i lettori. Calvino non era così, Calvino era sperimentale senza mai essere acomunicativo, anticomunicativo, la sua è una sperimentazione sempre a servizio del lettore. Da buon uomo dell'editoria, Calvino, quando sperimentava, aveva sempre presente che a leggerlo ci sarebbe stato qualcuno, e questo qualcuno non andava messo alla prova, torturato, eccetera. Per cui ha senso di parlare di Calvino come autore sperimentale, a patto che si riconosca che il suo è uno sperimentalismo che ha sempre il lettore come orizzonte. E ha senso però anche dire una cosa, sulla quale poi davvero chiude, che se uno legge tutta la parabola di Calvino dagli inizi alla fine, è davvero una parabola evolutiva da un certo punto di vista. Questi ultimi romanzi sembrano lontanissimi da quelli degli anni 40, ma anche da quelli del 63 di cui abbiamo discusso. Anche se dal mio punto di vista anche questa idea andrebbe comunque ponderata, bisognerebbe rifletterci meglio. Io vi presento un'ultimissima citazione, non è necessario leggerla, mi piace mostrarvela perché da un lato c'è il terzo capitolo della Giornata d'uno scrutatore, che in parte vi ho già citato precedentemente, dall'altro c'è una delle storie di Palomar, che è l'ultimo libro del Calvino, dell'83, pubblicato esattamente 20 anni dopo La Giornata d'uno scrutatore. Quindi è un Calvino, morirà 2 anni dopo, morirà nell'85, è un Calvino che dal 63 all'83 ha cambiato vita proprio, anche biograficamente, è diventato un autore affermatissimo, si è trasferito a Parigi, è diventato un intellettuale che è in grado di discutere questioni le più diverse. La cosa che a me ha colpito rileggendo entrambi i libri sono le simmetrie evidentissime anche da un punto di vista formale. Nel 63 Amerigo Ormea si interroga sul senso della realtà in cui è inserito, sul suo essere lì scrutatore in un anno in cui sono successe cose difficili da raccontare. 20 anni dopo, Palomar, il signor Palomar, protagonista dell'ultimo libro di Calvino, si interroga sul senso che ha l'atto stesso di osservare. Palomar è tutto un libro che ruota intorno all'idea che ci sia una realtà esterna e qualcuno che la osserva, e su quali sono i rapporti fra chi osserva e chi è osservato. In questo passaggio di questo testo, Il mondo guarda il mondo, Calvino cerca di condensare i dubbi di chi guarda rispetto al mondo guardato, e anche senza leggerlo potete osservare come la struttura sia analoga. In entrambi i casi ci sono domande che affliggono i due protagonisti, due domande sul senso del mondo in cui vivono e del loro posto nel mondo in cui vivono. E sono passati 20 anni. In quei 20 anni Calvino è diventato tante altre cose diverse. Ciò che probabilmente non è cambiato è il senso di perplessità con cui a Calvino ha continuato a guardare il mondo. Si può dire che dal 63 all'83, tra La Giornata d'uno scrutatore e Palomar, ciò che ha cambiato è in qualche modo la sistematicità dell'incertezza. Nel 63 era un'incertezza che riguardava soprattutto la politica e il mondo che cambiava intorno alla politica. Nell'83 è una perplessità che riguarda tutto. Palomar è perplesso su qualsiasi dettaglio su cui si sofferma il suo sguardo, e forse io credo che la vera chiave di lettura di in fondo tutto Calvino, quantomeno del Calvino dal 63 in poi, sia proprio questa, cioè la perplessità sistematica con cui Calvino ha guardato il mondo, ma anche forse nel tentativo di intercettare proprio i cambiamenti di questo mondo. E a me piace anche pensare il tentativo di fornire una chiave per leggere questa complessità del mondo. Quello che Calvino ha sempre fatto è stato sì fotografare la realtà variamente deformandola, ma sempre con il tentativo di offrire
degli strumenti per interpretarla. Questo credo che sia il punto di contatto più forte fra tutto ciò che Calvino ha scritto dal 63 in poi. Credo di aver finito. È andato un po' lungo forse. Ci sta. Grazie mille Filippo. Aprirei alle domande del pubblico se ce ne sono. Li ho stesi. Volevo chiederle qualche commento su Se una notte d'inverno un viaggiatore. Mi sembra un testo molto aperto a tutto, molto complesso, e non so se veramente ci sono poi delle chiavi di risoluzione della complessità e delle problematiche. Allora, sì, grazie. La ripeto, no, però c'era il microfono, quindi anche da casa l'hanno sentito. Ok. Allora, Se una notte d'inverno un viaggiatore arriva un po' proprio alla fine del percorso, 1979. È un romanzo, anche questo io credo a più strati, nel senso che ha una superficie che lo rende apprezzabile anche da un lettore non specialista, a un livello invece di complessità tale per cui probabilmente dopo più letture si riescono a cogliere tutti i livelli di senso. Ora, sintetizzare effettivamente il romanzo anche nelle sue ambizioni è molto difficile. Senza dubbio mi viene da dire che nel 79 Calvino vuole scrivere un romanzo in cui allegorizza l'esperienza non solo della lettura come lettura di un libro, ma di tutto ciò che ruota intorno al leggere un libro. È un romanzo sull'editoria, è un romanzo sul pubblico di lettori, su ciò che è diventata la lettura negli anni 70 e poi cosa diventerà negli anni 80, per cui è un romanzo con il quale Calvino in qualche modo fa i conti anche un po' con la sua storia di autore che ha voluto sempre intraprendere tante strade, alcune le ha cassate, altre le ha intraprese, e in quel romanzo ci sono un po' tutte. Per chi non conosce Se una notte d'inverno un viaggiatore, è un romanzo che al suo interno contiene 10 romanzi. Il protagonista si chiama Lettore con la L maiuscola, non ha un nome proprio, si reca in libreria, vuole comprare un romanzo che si intitola come quello di Calvino Se una notte d'inverno un viaggiatore, scopre che è fallato perché dopo 30 pagine diventa bianco, anzi ricomincia da capo, e allora inizia a cercare una copia non guasta, diciamo così, e in questa ricerca scopre ulteriori libri fallati, scopre addirittura un'organizzazione dedita agli apocrifi, cioè si imbatte in un mondo di falsificatori di libri e rimane irretito dentro questa rete. Per cui noi leggiamo un romanzo che contiene altri romanzi, perché tutti i romanzi che il protagonista, il lettore, prende in mano, inizia a leggerli e noi lettori abbiamo riportato l'incipit di questi romanzi, e tutti questi romanzi sono scritti con stili diversi. Si dice che Calvino avesse voluto fare il verso volta a volta al romanzo giallo, al romanzo psicologico, al romanzo erotico. Diciamo che Calvino nella sua vita ha avuto un'ossessione come scrittore, che è l'ossessione che emerge bene nel 63-64, nella prefazione al Sentiero dei Nidi di Ragni, cioè delle strade abbandonate. Lui in qualche modo, quando scrive che il primo libro non andrebbe mai scritto, sta affermando che il primo libro, scrivendolo, ti fotografa, dà un'immagine di te e cancella le altre immagini che avresti potuto dare scrivendo. Calvino è stato sempre ossessionato da ciò che non ha scritto, in qualche modo, dalle strade che non ha intrapreso. E nel 79, con Se una notte d'inverno un viaggiatore, scrive un romanzo pieno di strade non intraprese, in qualche modo, allegorizza anche un po' questa sua esperienza personale. Ulteriore complicazione, Se una notte d'inverno un viaggiatore è un romanzo in seconda persona,
Cioè non è un romanzo in cui c'è un protagonista che dice io, o un narratore che dice lui o lei, come i 3 che abbiamo letto, c'è un narratore che dice tu, dà del tu al lettore. Soprattutto all'inizio, quando noi apriamo il libro, abbiamo l'impressione che Calvino stia parlando a noi, che il libro lo teniamo effettivamente in mano, con un effetto molto straniante, che non ab che in parte abbandoniamo nel corso del libro, ma che in qualche modo ci sollecita in modo diverso da come fanno gli altri libri. Per cui è un libro molto complesso da un certo punto di vista, ma anche molto godibile. Questo è il fatto, anche Francesca lo diceva prima, che è stata iniziata Calvino da... È il mio libro preferito, quindi son contentissima della domanda, grazie. Però forse rispetto al 63, ecco, è un libro abbastanza lontano da diversi punti di vista. Corona un percorso riprendendo delle cose, ma anche aggiungendone altre. È un libro anche che risente della frequentazione che Calvino ebbe a Parigi con gli intellettuali dell'Oulipo, con gli intellettuali strutturalisti, che lo introducono a un modo diverso non solo di scrivere, ma di concepire la letteratura. Diciamo che negli anni 70 Calvino familiarizza con l'idea che la letteratura sia un insieme di segni, di strutture, che può essere studiata in quanto tale, che può essere riprodotta in quanto tale. Non per caso quando lui riorganizza alcune sue raccolte di racconti, gli dà una struttura modulare. Questa è un'idea che peraltro c'è già in Marco Valdo. Una cosa che mi sono dimenticato di dire: Marco Valdo nel 63 ha un sottotitolo, Le stagioni in città. Marco Valdo, ovvero Le stagioni in città, perché ci sono i racconti che si dispongono per 5 volte come le stagioni: primavera, estate, autunno, inverno. Prima nei racconti non era così, e neanche ovviamente nei racconti sull'unità. Diciamo che negli anni 60 Calvino inizia già a pensare per serie. Calvino è un autore molto seriale, nel senso che le avventure di Marco Valdo sono avventure in serie, c'è sempre lo stesso protagonista, e Calvino dice: le ho scritte così perché così potevo poi inventarne anche altre che avessero dei paletti, e riferisce addirittura che alcune maestre che fecero leggere Marco Valdo a scuola gli inviarono lettere con dei racconti scritti dai loro studenti con protagonista Marco Valdo, per cui la sua era un'idea di serialità aperta, cioè non solo lui poteva serializzare, produrre dei multipli, ma poteva anche farli produrre ad altri. Magari anche venerdì si parlerà di multipli e di serialità. Calvino la intendeva anche lui in un modo un po' diverso. Ci sono altre domande? Allora io vi ricordo che ci sono i libri di Calvino in vendita in fondo, e vi ricordo l'appuntamento di venerdì con il gruppo 63 e Chiara Portesina. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie.